Scelta di Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Scelta di Dio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. E dopo il saluto liturgico, anche il fraterno saluto. Non vogliamo ritrovarci qui come sconosciuti, ma come fratelli e sorelle che inneggiano alla Madre Comune, la Vergine Immacolata. Dio ci assenti prima della creazione del mondo e ci ricolma della sua grazia. Questa volontà divina risplende oggi in Maria e in lei contempliamo le meraviglie compiute dal Signore. Accogliamo con la disponibilità di Maria la parola e la presenza del Signore in questa celebrazione. La nostra preghiera manifesti la nostra gioia, la nostra riconoscenza, la nostra speranza. La nostra libertà è così grande da poter rifiutare talora i doni di Dio. Così non facciamo crescere nella nostra vita quella benedizione che da sempre avvolge la nostra esistenza. Domandiamo allora perdono e chiediamo ancora una volta la misericordia di Dio per noi, certi che nulla per Lui è impossibile. Signore, che nascendo dalla Vergine Maria hai dato inizio alla nuova umanità. Kyrie, 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 Cristo, che per mezzo di Maria hai portato a compimento l'antica promessa. Signore, che assumendo un corpo nel seno della Vergine Maria, hai rivelato al mondo il volto misterioso di Dio Padre. Con gioia, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Con gioia acclamiamo al Signore. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te nella santità e nella purezza dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui si è gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Dio. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Con grande gioia porgo un saluto cordialissimo a tutti i nostri fratelli e sorelle che sono nelle varie residenze dell'Opera Immacolata Concezione e che oggi assistono via streaming alla nostra celebrazione. È così bello fare questo e spero che non sia l'unica volta o una sola volta nell'arco di un anno, ma che ci sia magari ancora, ecco, quando celebreremo la festa di questa Chiesa intitolata Maria, Madre di Dio. Vi chiedo scusa se non ho una voce argentina stamattina, perché ieri, sapete, era Sant'Ambrogio e hanno aperto la Scala di Milano. Io ho cantato sulla Scala e quindi ho perso un po' la voce con questo tempo piovoso. Però eccoci qui. Oggi possiamo dire che celebriamo non solo Maria Immacolata, ma tutte le opere che da lei prendono avvio, tutte quelle opere che nel suo nome vengono concepite nell'umanità e nella Chiesa in particolare. Quest'opera non è solo un'opera degli uomini, è un'opera di Dio e della Madre sua, opera Immacolata Concezione. E quindi con gioia oggi vogliamo cogliere due messaggi da questa celebrazione, da questa parola di Dio che abbiamo ascoltato. Il primo messaggio: io sono l'Immacolata Concezione. Che cosa vuol dire? Io sono stata concepita senza peccato. Questo senza, che di solito per noi, ecco, parla di privazione, senza lattosio, senza glutine, senza questo, senza quello. Maria è senza peccato. E che cosa vuol dire questo, essere senza peccato? Vuol dire che in lei non c'è nessuna tentazione di allontanarsi da Dio. Vuol dire che lei è attratta dal Signore in modo totale, senza peccato. Anche noi abbiamo tanti senza, ma sono di quei senza che invece si allontanano un po' da Dio, senza la fede o con poca fede, senza la speranza o con poca speranza, senza l'amore o con poco amore. E questo tende ad allontanarci da Dio. Ecco allora la necessità di invocare l'aiuto, la grazia di colei che senza peccato è attratta totalmente dal Signore. E con lei possiamo anche noi allora essere maggiormente attratti. Maria senza peccato, la perfetta. Maria senza peccato, colei che non conoscerà la morte perché la morte è conseguenza del peccato. Colei che ci assicura la nostra presenza in cielo perché lei senza peccato ci ha preceduto. Il secondo pensiero che vorrei offrire a voi è quest'altro. Siamo immersi nella benedizione. Immersi nella benedizione. San Paolo scrive agli Efesini dicendo: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Perché? Perché ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, per mezzo di Cristo. E Cristo si è incarnato per opera dello Spirito Santo, ma nel grembo della Vergine Maria. Quindi Maria ci ha portato e ci ha immersi nella benedizione di Dio.
una benedizione totale che ci garantisce la misericordia di Dio, una benedizione totale che ci garantisce un cammino di fede, di speranza e di amore, una benedizione che ci garantisce la vita eterna. Siamo stati scelti prima della creazione del mondo, da sempre il Signore ci ha pensati, ci ha voluti, ci ha scelti. Ecco la prima benedizione. E ci ha scelti per essere santi e immacolati anche noi, partecipi del non peccato di Maria, e quindi essere anche noi santi e purificati dal peccato, ecco, immacolati in questo senso, di fronte a Dio, immersi nell'amore. E la terza benedizione è una predestinazione ad essere figli adottivi. Nel Figlio di Dio Padre anche noi siamo figli e quindi siamo adottati nella paternità divina per mezzo di Gesù Cristo. E abbiamo ricevuto una quarta benedizione, se si può dire così, cioè una vocazione mediante la quale noi camminiamo verso il cielo. Siamo stati fatti eredi, predestinandoci secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la volontà di Dio. E allora, immersi nella benedizione, vogliamo veramente cantare con gioia. Immersi nella benedizione vogliamo veramente dire il nostro sì a Dio mediante il credo che adesso reciteremo assieme. Immersi nella benedizione andiamo con gioia pur nelle difficoltà della vita, anche nelle difficoltà di questo tempo di pandemia. Andiamo con gioia perché il Signore è con noi e non ci abbandona. L'importante è che noi non ci allontaniamo da Lui. Immersi nella benedizione rendiamo sempre meno efficace la malizia del peccato e invece, benedetti da Dio, accompagnati dalla Madre sua, camminiamo veramente con gioia, certi che il Signore ci accoglierà. Accompagnati dalla Madre sua. E rinnoviamo la nostra visione per essere veramente immersi nella benedizione. Credo in un solo Dio, creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel cielo e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, sulla destra del Padre, e di nuovo verrà dalla gloria per giudicare i vivi e i morti, e che il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nella Vergine Madre
Preservata dal peccato originale, Dio offre l'immagine di un'umanità nuova, purificata dal peccato e immersa nella benedizione, che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo. Per intercessione di Maria Immacolata, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Benedici e proteggi i tuoi figli, o Signore. Benedici e proteggi i tuoi figli, o Signore. La Chiesa, a imitazione dell'umile donna di Nazaret, sia sposa santificata da Cristo, vergine per l'integrità della fede, madre feconda nel soffio dello Spirito. Preghiamo. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. La potenza del Signore, per intercessione di Maria, nuova Eva, sollevi la nostra vita dal peso e dalla tristezza del peccato e ci faccia gustare la vera libertà dei figli. Preghiamo. Benedici e proteggi i tuoi figli. Il popolo cristiano riconosca nella Vergine Immacolata un segno di consolazione e di speranza nelle prove della vita e in questo tempo di attesa vigilante del Salvatore. Preghiamo. Ogni vita nuova sia accolta e custodita con la stessa tenera premura con cui la giovane figlia di Sion portò nel grembo Cristo luce delle genti. Preghiamo. L'Eucarestia che celebriamo sia per tutti noi lievito di purezza e santità, che ci rinnova nel corpo e nello spirito. Preghiamo. Dona sapienza ai catechisti, ai missionari, ai teologi e agli educatori. Preghiamo. Benedici e proteggi i tuoi figli, o Signore. Sostieni nella fatica chi lavora, in particolare i preziosi collaboratori e dipendenti di questa fondazione e tutti coloro che lavorano a fianco di chi soffre. Preghiamo. Benedici e proteggi i tuoi figli, o Signore. Conforta i sofferenti e i malati. Ti preghiamo. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. O Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della Chiesa, perché tutti gli uomini per tua misericordia siano rigenerati a vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei sempre. Umili e fedeli accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te, l'Apostolo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che ci rinfranca nel cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con benevolenza, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo, nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. E come noi,
la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i peccati del mondo. E sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, in particolare quelli che tu hai chiamato da questa nostra opera dell'Immacolata Concezione. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo pregheremo, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Vergine Santa e Immacolata, a te, che sei la custode premurosa della nostra fondazione, ci rivolgiamo con confidenza, amore, devozione e fede. A te ricorriamo con insistente fiducia in questo tempo segnato dall'esperienza di una nuova epidemia virale. Maria, luce di speranza, proteggi gli ospiti delle nostre residenze, il personale, i volontari e i familiari tutti. Ottienici dal Signore Gesù la grazia della salute del corpo e dello spirito, la sapienza, la forza, la pace del cuore, la pazienza e la perseveranza.
nella certezza che il nostro affidamento a te, la tutta bella, Madre nostra, apre le porte del cielo. Maria, Vergine Immacolata, prega per noi. Grandi cose di te cantano, Maria. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa, da cui in modo singolare hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua immacolata concezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Porgiamo gli auguri e i saluti più cari a tutti voi ospiti delle diverse case che sono sparse nel Veneto e oltre, a tutti gli operatori, a tutti i dirigenti, ai sacerdoti che operano in queste case. La Vergine Maria ci protegga tutti e ci accompagni nello svolgimento del nostro compito di accompagnamento nella fede. E ora riceviamo solenne la benedizione del Signore e della Madre sua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Immacolata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. Amen. E ora cantiamo insieme. Sia preghiera, il tema del centro aiuto alla vita e i fiori. Alle porte della Chiesa trovate delle volontarie del centro aiuto alla vita che ogni anno, da molti anni, in questo giorno, vengono ad offrire dei fiori e il dono che voi farete sarà per sostenere i bambini che nascono se sono aiutati e vivono se sono aiutati